Continua il braccio di ferro tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dopo la firma dell'ordinanza, la numero 33, che blinda la Sicilia fino al 10 settembre, stabilendo che tutti i migranti presenti negli hotspot e nei centri di accoglienza devono essere trasferiti o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della regione siciliana. Il provvedimento, il numero 33, stabilisce altresì il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione siciliana da parte di ogni migrante con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ONG. Ma trascorse le 24 ore nessuno sgombero è stato fatto. Il risultato? La Lamorgese ha risposto con un comunicato stampa che ha più un sapore politico che tecnico. Ed in queste ore il governatore Musumeci e l'assessore alla salute Ruggero Razza hanno dato il via ai controlli in tutte le strutture che accolgono migranti in Sicilia, con lo scopo di verificare se sussistono i requisiti igienico-sanitari, cercando di dribblare lo scontro politico con il governo centrale, ponendo il tema non più sullo sgombero. Ad oggi il risultato nullo, ma sulla linea dei controlli sanitari sui centri per i migranti. Musumeci ha infatti adottato altra ordinanza a firma di Razza sull'aspetto sanitario e soprattutto sui controlli, nominando una task force. Sono il commissario per l'emergenza Covid, ha detto ieri ai giornalisti. L'ordinanza che ho emanato è in linea con le precedenti, devo tutelare la salute dei richiedenti asilo e 700 migranti non possono stare insieme ad altri profughi positivi in un salone. L'obiettivo è mettere nero su bianco i problemi igienico-sanitari dei centri di accoglienza per farli sgomberare e solo successivamente sigillare tutto per carenze strutturali. Irregolarità accertate dagli esperti sanitari saranno inoltrate alle procure competenti. La regione siciliana, per verificare i centri di accoglienza, ha creato, come detto, una task force coordinata da Cristoforo Pomara, ordinario di medicina legale a Catania. Pomara dovrà compiere i necessari sopralluoghi, verificare la congruità delle condizioni degli hotspot e dei centri di prima accoglienza presenti nell'isola, ma anche e soprattutto analizzare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle strutture, verificando eventuali violazioni dei protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19. Continueremo ad occuparci del caso e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Serve in questo caso il buonsenso, ecco, dobbiamo smetterla, qui nessuno vuole la guerra fra le istituzioni, la gente vuole risolti i problemi. In Sicilia la condizione in cui vivono i migranti, lo sbarco continuo, l'assenza dello Stato concreta è uno dei tanti problemi. Il governo centrale capirà di essere dalla parte del torto e compierà un atto di grande responsabilità. Magari ci chiederà qualche altro giorno di tempo per poter ricollocare altrove i migranti che sono ospitati nei centri di accoglienza, in modo che così il nostro personale andrà, quando i locali saranno liberi, 5, 6, 8 giorni, e apporrà i sigilli, esattamente come ogni autorità costituita fa nei confronti di una struttura privata che non ha i requisiti di carattere igienico-sanitario. Ci sono locali dello Stato in Sicilia che sono fuori legge dal punto di vista igienico-sanitario. Abbiamo dato 2 mesi di tempo allo Stato perché potesse provvedere a intervenire per renderle idonei. I locali dopo mesi non sono stati resi idonei. All'interno lo Stato ci mette centinaia e centinaia di esseri umani. Questi esseri umani non rispettano, perché non possono rispettare per volontà dello Stato, le misure di prevenzione. Io sono soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19 e devo verificare con i miei occhi se i cittadini, tutte le persone a qualunque titolo presenti in Sicilia rispettano le norme, dopodiché intervengo perché ritengo che quei locali, quei contenitori non siano a norma e non garantiscono il diritto alla salute. Per favore lo Stato faccia la propria parte, la smetta nel braccio di ferro e nel mostrare muscoli che sa di non poter mostrare perché non è dalla parte della ragione.